Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Ovviamente ci collegheremo con tutte le province del Veneto per i fatti principali di giornata e non possiamo non partire da Venezia perché ieri sera verso le 8 è arrivato l'annuncio del ministro Piantedosi relativo all'espulsione di un terrorista islamico che aveva come base proprio la provincia di Venezia. Ma la vedo già pronta la nostra Ilaria Marchiori da Mestre con Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio come hai anticipato tu, il ministro dell'Interno Piantedosi ieri ha proprio scritto un post in cui si leggeva: un cittadino tunisino vicino a gruppi jihadisti e sospettato di voler commettere attentati terroristici è stato rimpatriato nel suo paese d'origine, e citando appunto nel post Venezia. Nello specifico poi adesso noi vi spiegheremo che in realtà poi era Mestre perché questo tunisino di 28 anni viveva a Mestre. In realtà risulta segnalato dalle autorità tunisine come radicalizzato in arrivo in Italia, con una nota che era stata diramata da una delle strutture che dirige la Digos proprio nel territorio italiano, e la sua comparsa in realtà a Venezia risale al 2023, quando si è presentato spontaneamente negli uffici della Questura di Venezia appunto per una richiesta di protezione internazionale. È stato fotosegnalato, sono state poi anche prese le sue impronte, tutta la documentazione che hanno poi consentito di identificarlo come oggetto della segnalazione del 2022 in realtà da parte delle autorità tunisine. Quindi questa richiesta di protezione internazionale da parte sua è stata a quel punto bocciata. Successivamente però sembra che il 28enne abbia fatto un'altra richiesta, ovvero quella di asilo politico. Anche questa è stata nuovamente bocciata. Ha presentato un ricorso e quindi ovviamente anche questo è stato bocciato. A questo punto è scattata la procedura di rimpatrio, come è successo e come ha annunciato il ministro Piantedosi in questo post. Sostanzialmente si tratta di un atto amministrativo gestito dagli uffici della Questura che hanno preso in carica il 28enne tunisino. Ricordiamo, come ho detto prima, che viveva a Mestre, sembra facesse alcuni lavori saltuari e non risultano comunque a suo carico reati commessi o delle denunce. Quindi sostanzialmente, a parte la segnalazione da parte delle autorità tunisine, non c'erano altri, non ci sarebbero, meglio usare il condizionale in questo caso, altri precedenti a suo carico che risultino almeno nel nostro paese. Comunque la notizia buona è che è stato rimpatriato. Tra l'altro ricorderete che anche qualche anno fa era successa più o meno la stessa cosa con il rimpatrio appunto di alcuni cittadini che erano legati alle cellule jihadiste. Questo è quanto qui da Mestre. Naturalmente altre novità le forniremo nel corso dei nostri telegiornali serali. Se non ci sono domande, Cristian, io da qui restituisco la linea allo studio. Io ti ringrazio davvero Ilaria Marchiori, a te e Sandro Ponchio per tutti questi aggiornamenti. Tra l'altro la nostra Ilaria si trova in uno dei quartieri difficili, diciamo così, di Mestre, e noi continuiamo a raccontarvi questo allarme sicurezza in città. Allarme sicurezza che riguarda tante altre città del Veneto, non solo capoluoghi di provincia, non solo aree metropolitane o
comunque densamente popolate, ma anche città più piccole e comuni, e hanno fatto scalpore nei giorni scorsi. Noi siamo stati i primi a mostrarvele le immagini della rissa, di una violentissima rissa scoppiata alla stazione delle Corriere a Castelfranco Veneto, bande rivali che di fatto si sono affrontate, poi l'aggressione di un minorenne. Ebbene, tutti gli autori di questo violento alterco sono stati identificati. Sono stati tutti identificati i ragazzi che hanno partecipato alla rissa nell'autostazione di Castelfranco. Si tratta di 7 giovani delle province di Treviso e Padova, frequentanti istituti scolastici del luogo tra i 15 e i 16 anni. I carabinieri li hanno denunciati all'autorità giudiziaria minorile per reati che vanno dalle percosse alle lesioni agli atti persecutori. Le immagini della violenta lite erano finiti sui social, riprese fatte con i cellulari da numerosi ragazzi che hanno assistito alla scena. Video che sono arrivati anche nelle mani dei militari dell'Arma. Sono stati proprio gli studenti presenti all'accaduto che con senso civico si sono presentati spontaneamente dai carabinieri per riferire circostanze ed elementi utili alle indagini. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, 3 dei partecipanti minorenni si sarebbero resi responsabili di atti di bullismo protratti nel tempo ai danni di un coetaneo, culminati con l'aggressione di giovedì scorso con schiaffi e pugni. Nel frangente, uno dei 3 bulli, unitamente ad altri 4 giovanissimi, avrebbero poi ulteriormente aggredito un secondo minore intervenuto in difesa del primo. Quest'ultimo, per la gravità delle lesioni ricevute, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Rimangono impresse le immagini della lite con calci e pugni e la violenza con la quale questi studenti si sono affrontati. Nonostante l'aggredito fosse a terra, continuavano a colpirlo sulla testa e sulla schiena. Minori senza nessuna remora, senza nessuna regola. Ora rischiano di risponderne davanti ad un giudice. Tra l'altro questa mattina a Castelfranco con il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon si trovava l'assessore regionale alla formazione, all'istruzione Elena Donazzan, che si è rivolta a questi bulli e ha parlato più in generale del fenomeno del bullismo. Oggi tra l'altro è la giornata contro il bullismo. Sentite Donazzan intervistata da Lucio Zanato. Le scuole della formazione professionale, che sono la nostra bella eccellenza veneta, quando i ragazzi fanno qualche cosa che non va, non li sospendono, li mettono a fare lavori. Mi è capitato il ragazzo della formazione dell'alberghiero che ha dovuto rimettere a posto la ringhiera davanti a tutti, pennellare, pulire. Quell'altro che aveva invece sporcato i muri l'ha ridipinto. Quell'altro che aveva fatto, ragazza, un po' di bullismo, è stata mandata a fare i capelli, faceva la parrucchiera nella casa di riposo. È molto più educativo. Quindi sono parole molto nette, quelle di Donazzan, lavori socialmente utili per i bulli, e ovviamente si aprirà un dibattito anche stavolta su questa proposta. Tra l'altro di vandalismo torneremo a parlare fra pochissimo, collegandoci anche con Monica Smiderle da Tezze sul Brenta, un parco vandalizzato la scorsa settimana con l'ombra addirittura di una pista satanica. Era stata sgozzata una gallina, parco che è stato ripulito dagli alpini. Ma noi adesso continuiamo a raccontarvi fatti di inaudita violenza. Andiamo a Montebello Vicentino e torniamo a parlare dell'agguato al cantiere della TAV. È stato arrestato anche il presunto mandante, l'uomo che ha fatto da tramite con gli esecutori materiali. Quei fatti e quelle immagini avevano fatto davvero il giro d'Italia. Luisa Bertini. Erano stati arrestati a settembre i 3 cittadini italiani pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e la persona, presunti autori della brutale aggressione avvenuta il 2 maggio all'esterno del cantiere TAV di Fracanzana di Montebello Vicentino, ai danni del direttore tecnico della ditta Salcef SPA di Roma, ditta che si occupa della progettazione e messa in opera di rete ferroviaria a alta velocità. 20 secondi di brutale pestaggio, tutto immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. I colpi con una mazza da baseball dopo averlo atteso bloccandogli la strada a bordo di un SUV.
Ieri a Milano e Paderno Dugnano i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza, al termine di una lunga e articolata attività di indagine, hanno eseguito altre 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere, arrestando quelli che gli inquirenti considerano il reale ideatore e mandante della spedizione punitiva, nonché colui che avrebbe fatto da tramite fra questi e gli esecutori materiali della spedizione punitiva. Misure che nascono dalla volontà degli investigatori di far luce sull'intera vicenda. Le cause del gesto sarebbero riconducibili verosimilmente a interessi finanziari e al potere di condurre appalti nel mondo imprenditoriale. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo hanno fatto emergere inoltre che il modus operandi, già collaudato nei pressi del cantiere dell'alta velocità a Montebello Vicentino, era pronto per essere messo in atto un'altra volta. Gli indagati avevano già pianificato un'altra spedizione punitiva, questa volta ai danni di un imprenditore edile lombardo con lo stesso movente. Solo gli arresti avvenuti il 20 settembre scorso ne hanno evitato la commissione che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era stata pianificata 5 giorni dopo l'esecuzione delle ordinanze. Vi devo dare una notizia in tempo reale, riguarda la Marca trevigiana. Il nostro Lucio Zanato si sta portando a Riese Piodecimo per un gravissimo incidente sul lavoro. Un uomo sarebbe stato travolto da un muletto in un'azienda florovivaistica, ma appunto non abbiamo ancora i dettagli. Sappiamo che si tratta di un incidente sul lavoro molto grave, appena successo quindi a Riese Piodecimo. Siamo nella Marca occidentale, a ridosso della provincia di Vicenza, ma appunto ci collegheremo fra qualche minuto con il nostro Lucio Zanato che sta raggiungendo il posto e vi daremo ovviamente tutti i dettagli come sempre in tempo reale. E noi per la cronaca andiamo adesso nel Padovano, dove un uomo padovano 54enne è stato condannato a 4 mesi e a un risarcimento. Si era barricato in casa dell'ex compagna e quando lei è riuscita a rientrare nell'abitazione l'ha picchiata selvaggiamente. Dopo aver litigato con la compagna che si era rifiutata di pagargli il biglietto del traghetto per le vacanze in Sardegna, si era barricato in casa della donna e l'aveva cacciata impedendole di rientrare nella sua abitazione per 2 settimane. Quando lei è riuscita a tornare in casa approfittando di un'assenza dell'uomo, lui l'ha aggredita. Un 54enne padovano è stato condannato a 4 mesi per lesioni e a un risarcimento di 3.000 euro. La vicenda risale all'estate del 2022. L'uomo, intestatario di un alloggio Ater, viveva di fatto in casa della compagna in centro storico a Padova. La donna, 45enne, aveva già sborsato un sacco di soldi per le vacanze, ma si era rifiutata di pagare il biglietto del traghetto. A quel punto il 54enne l'ha spinta fuori di casa e si è barricato all'interno dell'appartamento. Ci resta per settimane. La donna lo denuncia per occupazione abusiva e anche per i maltrattamenti subiti in passato. Il 54enne, dopo molti giorni, è uscito di casa per andare a cena con un amico e a quel punto la 45enne è riuscita a rientrare in casa chiamando i carabinieri quando vede l'ex sotto casa. L'uomo però riesce ad entrare dalla finestra e le mette le mani al collo. Per fortuna i militari arrivano in tempo e lo bloccano denunciandolo. Nei giorni scorsi il processo e la condanna a 4 mesi e al risarcimento. 2 donne, madre e figlia, scomparse a poche ore di distanza l'una dall'altra in 2 posti diversi. È accaduto ai piedi dei Colli Euganei una drammatica coincidenza. Tragedia, anzi doppia tragedia ai piedi dei Colli Euganei. Una donna di 64 anni, Nuccia Bazzarin, malata da tempo, si è spenta al mattino e poche ore dopo è spirata anche la madre, Bruna Mercedes Magro, 95 anni. Una drammatica coincidenza, un legame forte che si fa sentire anche oltre la vita terrena. Le donne che vivevano tra Monte Ortone, Montemerlo e Cervarese Santa Croce erano molto conosciute nella comunità. La madre aveva aperto il primo bar di Monte Ortone, chiuso una trentina d'anni fa, e poi una tabaccheria gestita tuttora dai familiari. Una drammatica coincidenza, visto che la madre non sapeva nemmeno che la figlia fosse spirata poche ore prima, mentre le famiglie hanno deciso di unire i 2 funerali per sottolineare il legame fortissimo tra madre e figlia. Parliamo di furti, una vera e propria escalation. Andiamo nel Vicentino a Montecchio Maggiore, per noi la nostra Luisa Bertini con Simone Squarcina. Buongiorno Luisa.
Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Montecchio Maggiore insieme al sindaco Gianfranco Trapula, proprio perché c'è stata questa escalation di furti, specie da novembre ai giorni in cui vi parliamo. Si parla addirittura del 26% di aumento dei furti rispetto all'anno prima. Che cosa succede, che cosa si vive qui a Montecchio? La situazione è preoccupante, diciamo che non è solo a Montecchio, è tutta la zona del Vicentino che è io direi sotto assedio addirittura, perché veramente nel periodo di dicembre abbiamo avuto parecchie segnalazioni noi come comune, ma soprattutto le forze dell'ordine, e quindi la situazione è preoccupante. Ecco, poi c'è stato un incontro in prefettura qualche settimana fa, un comitato ordine e sicurezza, hanno attivato dei servizi straordinari di controllo proprio delle forze dell'ordine, però voi avete anche aderito al protocollo che riguarda il controllo di vicinato. Sì, allora il prefetto si è attivato, ha fatto appunto l'incontro di coordinamento per la sicurezza pubblica. Devo dire che hanno fatto un paio di azioni, cioè sono stati molto presenti nel nostro territorio. Dal canto nostro, sempre in accordo con il prefetto, stiamo attivando il controllo di vicinato. Ieri sera abbiamo fatto un incontro pubblico proprio su questo argomento. La risposta da parte dei cittadini è stata straordinaria, avevamo la sala civica strapiena e soprattutto chi si è già reso disponibile già ieri sera a fare il cittadino attivo, ossia chi fa le segnalazioni. Quindi una risposta veramente importante da parte dei cittadini che ringrazio. Ringrazio anche la presenza dei carabinieri che hanno dato delle indicazioni non tanto sul controllo di vicinato ma sui comportamenti adeguati da tenere per fare in modo di contrastare questi tipi di reati predatori. I consigli antitruffe, ma comunque ci saranno altri incontri, lei mi diceva prima, anche per vagliare in che modo gestire questi controlli di vicinato, quindi anche le suddivisioni territoriali. Sì, il controllo di vicinato molto semplicemente funziona, appunto si suddivide la nostra città in zone, in quartieri, e nel quartiere ci sono questi, io li chiamo cittadini attivi, cioè chi vedendo qualcosa di particolare, di strano, vuol fare una segnalazione. Queste segnalazioni saranno ricevute da un coordinatore di zona, il quale farà il vaglio di queste segnalazioni in modo tale da avere delle segnalazioni filtrate, e dopodiché nel caso appunto ci siano delle segnalazioni che hanno una sostanza veramente importante vengono girate direttamente al comando della nostra polizia locale piuttosto che ai carabinieri. Stiamo parlando di segnalazioni di persone strane o comportamenti strani, atti vandalici, ecco, di queste cose. Naturalmente se il cittadino si trova davanti a un momento in cui stanno commettendo il furto, lì va chiamato immediatamente 112 o 113. Ecco, questo perché. Quindi rimandiamo anche ai prossimi incontri per capire in che modo saranno definiti poi questi controlli. Comunque abbiamo già sentito che la partecipazione è stata alta perché il problema qui è molto sentito. Io ringrazio il sindaco Trapula e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini, grazie al sindaco Trapula, grazie a Simone Squarcina per la parte tecnica. Lo avete sentito, un'escalation vera e propria, un più 26% di furti registrati nella zona di Montecchio Maggiore, ma è un copione che si sta ripetendo in tante zone del Veneto e che vi stiamo raccontando. Il territorio però resta monitorato dalle forze dell'ordine, c'è stato un controllo antidroga nelle scuole a Bassano del Grappa. Negli zainetti, oltre ai libri, anche la droga. Ne sanno qualcosa 2 studentesse che sono state fermate alla stazione ferroviaria di Bassano dai carabinieri della caserma di Via Emiliani in collaborazione con il nucleo cinofilo di Torreglia. Durante un controllo di routine tra i numerosi studenti appena scesi dai treni, pronti per raggiungere le loro scuole, il cane antidroga si è focalizzato sulle 2 ragazze, entrambe diciottenni, che alla vista dei militari hanno assunto un immotivato stato di agitazione e alla richiesta se fossero in possesso di stupefacente hanno tirato fuori alcune dosi di marijuana. Da ulteriori controlli nei vari istituti a Campione, in uno di questi un 16enne è stato invece trovato in possesso di 3 dosi di marijuana e nella sua abitazione ulteriore droga ben nascosta tra marijuana e hashish. Le 2 giovani segnalate alla prefettura quali assuntrici di stupefacenti, il 16enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Da una stazione all'altra, da un fatto all'altro, andiamo a Schio perché un 20enne è stato fermato dalla polizia ferroviaria. Vediamo perché.
Schio sale sul treno in partenza per Vicenza. Ha una bicicletta rubata che non dovrebbe avere e non ha il biglietto ferroviario che invece dovrebbe avere. Lui ha 20 anni, è di origine ucraina ma ha la cittadinanza italiana. Una pattuglia della polizia ferroviaria lo nota mentre sale sul treno con la bici da donna. Il giovane rifiuta di fornire le proprie generalità e inizia a insultare gli agenti con frasi oltraggiose e minacciose davanti agli altri viaggiatori per l'intero percorso fino a Vicenza. Accompagnato negli uffici della Polfer, in stazione, il ventenne è risultato essere pregiudicato per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio. La bicicletta, grazie a un riscontro con la polizia locale Alto Vicentino, risulta rubata a Marano Vicentino a una signora. Per questo il ventenne è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, oltraggio, minaccia e rifiuto di fornire le proprie generalità a pubblico ufficiale. Io vi ricordo che il nostro Lucio Zanato si sta dirigendo a Riese Piodecimo, dove si è registrato un gravissimo incidente sul lavoro. Vi daremo ovviamente tutti i dettagli nei prossimi minuti, non appena Lucio arriverà sul posto. Ma vedo collegata da Tezze sul Brenta la nostra Monica Smiderle, perché vi dicevo prima, oggi è la giornata contro il bullismo. Avete sentito anche le parole dell'assessore Elena Donazzana pronunciate questa mattina a Castelfranco: lavori socialmente utili per i bulli, per i vandali, e i vandali hanno colpito senza alcun dubbio la scorsa settimana al parco di Tezze sul Brenta. E poi cos'è successo, Monica? Buongiorno, a te la linea. Buongiorno a te Cristian, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Adesso il Parco dell'Amicizia, lo vedete alle mie spalle, è sistemato, è stato ripulito, è stato rimesso in ordine, ma come dicevi anche tu, qualche giorno fa è stato preso di mira dai vandali. Con me ci sono il sindaco di Tezze Luigi Pellanda, l'assessore all'ambiente Elisa Marchiorello e il capogruppo degli alpini di Tezze Luca De Vicari. Allora, assessore Marchiorello, che cosa avete trovato qui nel parco? Sì, noi il giorno successivo all'accaduto abbiamo trovato vari metri di staccionata distrutta, una carcassa di una gallina all'interno di un caminetto che abbiamo qui e vari rifiuti sparsi un po' ovunque al parco. Purtroppo questo non è un caso isolato, ma succede spesso e questo ci rammarica molto. Siamo molto invece felici di avere un gruppo alpino che è sempre pronto a fare la manutenzione del parco, qui ci tiene tanto, e che ha sistemato subito tutto il parco. Il parco è stato fortemente voluto nel 1998 da tutta la comunità di Tezze sul Brenta. Hanno lavorato molto anche gli alpini del gruppo di Tezze, che oggi si occupano della manutenzione del parco, e sono stati proprio loro a risistemare dopo gli atti vandalici. Sì, è vero, è successo venerdì fra venerdì notte, a lunedì pomeriggio siamo venuti qua in silenzio e abbiamo messo a posto tutto quanto. Lei mi diceva fa male vedere queste cose, no? Fa male sì, perché ma tutti quanti, la comunità ci mette l'anima per tenere pulito, ma noi alpini in primis, a tenere pulito questo parco, perché alla domenica c'è sempre persone che vengono qua a mangiare, o anche durante la settimana. Tutti ci dicono che è bello che è questo parco, però purtroppo ci sono dei vandali ma che non hanno rispetto. Davvero gli alpini trattano questo parco come il giardino di casa, no? Mi diceva. Sì, esatto, teniamo come il giardino di casa, soprattutto per rispetto dei nostri vecchi che lo hanno fatto, e noi abbiamo proprio rispetto di continuare ancora di fare queste cose. Devi sapere, Cristian, che non è l'unico caso di atti vandalici che è stato registrato qui nel territorio comunale di Tezze, perché qualche tempo fa sono stati presi di mira anche i capitelli di Campagnari, i capitelli che costruisce il presidente locale dei Fanti. Allora, sindaco, il Parco dell'Amicizia, i capitelli, che cosa sta succedendo a Tezze? È emergenza vandali?
Io non parlerei affatto di emergenza, ma di fatti isolati che vengono compiuti da persone che non hanno a cuore il loro territorio, che pensano che il patrimonio pubblico sia patrimonio di nessuno, invece è patrimonio di tutti e le spese per ripristinarlo vanno a carico di tutti i cittadini. Quindi ecco, abbiate più rispetto del patrimonio pubblico, perché è il patrimonio di tutti. Questo parco, adesso noi parliamo di fatti negativi, ma nei prossimi giorni, già da domani, sarà utilizzato dagli studenti degli istituti superiori. Ci saranno quasi 1500 studenti di tutta la provincia che faranno attività sportiva. Il giorno successivo, quindi venerdì, ci saranno gli studenti delle scuole medie inferiori. Sabato il CSI ha organizzato altre manifestazioni. Il giorno 17 noi come Comune, come Proloco, con tutte le varie associazioni lo utilizzeremo per fare la camminata in notturna. Invito tutti a partecipare perché è uno splendido paesaggio in un contesto meraviglioso. Quindi questi è l'utilizzo, insomma, che noi vogliamo avere di questo parco. La speranza naturalmente, Cristian, è quella di arrivare a identificare i responsabili degli atti vandalici che sono stati compiuti qui a Tezze sul Brenta. Io ringrazio i miei ospiti e se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Io ti ringrazio davvero per questo racconto, Monica Sminderle, con Andrea Benetti da Tezze sul Brenta con i suoi ospiti. Ora subito a Treviso, dove nelle scorse ore il sindaco Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI, ha lanciato un allarme preciso, una richiesta precisa al governo, al ministro Pichetto Frattin. La vedo collegata, la vedo pronta con Conte, la nostra Edi Calimano, con Simone Merlo. Buongiorno Edi. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Siamo in compagnia del presidente ANCI Veneto e sindaco di Treviso. Sindaco, innegabile la qualità pessima dell'aria di questi giorni. Ieri lei ha lanciato un appello, una richiesta al ministro dell'ambiente Pichetto Frattin. Cosa ha chiesto? Abbiamo chiesto che per risolvere questo problema servono misure strutturali. I comuni stanno facendo davvero tanto da un punto di vista delle politiche ambientali, compatibilmente con gli strumenti e le risorse che abbiamo a disposizione. È altrettanto vero che ogni singolo comune non può combattere contro un problema che riguarda il bacino padano, mi pare abbastanza evidente, e soprattutto non possiamo sempre star qui a sperare che le condizioni meteorologiche risolvano il problema, come succederà nelle prossime ore. Per far questo servono soluzioni strutturali. Allora ho chiesto un appuntamento al Ministro perché abbiamo visto durante la pandemia, quando tutte le auto e gli aerei erano completamente fermi, comunque gli sforamenti del PM10 erano alle stelle. Segno evidente è che la principale causa di questo inquinamento sono gli impianti di riscaldamento delle abitazioni, delle fabbriche e degli uffici, e quindi chiederemo un investimento importante da parte del governo per consentire a tutti i cittadini di tutti i comuni del bacino padano di sostituire le caldaie. Chiederemo di continuare ad investire in questa parte del nostro paese sulla forestazione urbana e chiederemo anche di detassare quegli investimenti che i comuni fanno per quanto riguarda le politiche ambientali, perché continuare a pagare l'IVA al 22% su questo tipo di interventi significa sottrarre risorse agli interventi stessi. Se avessimo un'IVA agevolata potremmo incrementare ancora di più questi investimenti, che sono fatti per garantire un futuro migliore da un punto di vista ambientale, soprattutto per le future generazioni. Ha già ricevuto qualche risposta o qualche commento da qualche suo collega? No, io mi sto confrontando con ovviamente i sindaci del Veneto, che sono tutti quanti concordi della necessità di questo piano straordinario, ma in questi giorni mi sono sentito anche con il sindaco di Milano, con il sindaco di Mantova, quindi andando anche fuori dalla regione Veneto e arrivando in Lombardia, dove hanno lo stesso identico problema, con lo stesso identico problema legato agli sforamenti e ai picchi di inquinamento, che è preoccupante per la salute dei cittadini. La danza della pioggia non è la soluzione, servono misure strutturali, ma è altrettanto vero che siccome viene sempre puntato il dito, soprattutto da parte delle varie opposizioni, indipendentemente dagli schieramenti, contro i sindaci, dobbiamo dire ai cittadini
che i sindaci stanno facendo il massimo compatibilmente con quelli che sono gli strumenti a disposizione. Serve una risposta certamente da parte dei sindaci, ma la chiediamo anche al Governo e all'Unione Europea, perché la stessa richiesta la farò anche al Parlamento Europeo. È anche una questione di conformazione del territorio padano che porta un po' a contenere queste polveri sottili, data appunto la sua conformazione. Facciamo un focus su Treviso, sindaco. C'è l'allerta rossa che sono ormai 17 giorni di limiti di sforamento che hanno superato anche più di 3 volte i limiti consentiti. Sì, però l'esempio di Treviso è lampante, nel senso che noi in 5 anni abbiamo investito circa 900.000 euro per la sostituzione delle caldaie inquinanti. Abbiamo consentito a oltre 500 nuclei familiari di sostituire le proprie caldaie. Però, come potete vedere, i picchi sono ancora alle stelle. Segno evidente che c'è una conformazione geografica che non dipende da noi, quindi non dobbiamo autoflagellarci e soprattutto caricarci di responsabilità che non sono nostre. Noi però abbiamo il dovere di cambiare le abitudini, utilizzare meno la macchina, abbassare un po' i riscaldamenti e da un punto di vista amministrativo incentivare la sostituzione delle caldaie e incrementare molto il patrimonio verde nei nostri territori. Questo lo dobbiamo fare e faccio anche un appello alla politica in modo unito, uniforme e trasversale. Qui non si parla di amministrare bene o amministrare male, qui si parla della salute dei nostri cittadini. Per far questo chiediamo al Governo di avere ulteriori risorse a disposizione e soprattutto un po' di detassazione, visto che stiamo appunto parlando della qualità della vita per i nostri cittadini. È atteso per le 13 circa il nuovo bollettino ARPAV, il fine settimana prevede piogge. Sì, però voglio dire, la soluzione non è attendere le piogge. Poi che la pioggia serva, e in questo periodo serve particolarmente, serve per l'agricoltura, serve per pulire e ripulire la qualità dell'aria. Insomma, la pioggia serve sempre, però è altrettanto vero che mi piacerebbe costruire una città, un territorio, una regione che sia da un punto di vista ambientale autosufficiente indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Per far questo ci vogliono idee chiare, ci vogliono studi scientifici, ci vogliono risorse. Per questo, con spirito costruttivo e soprattutto conoscendo la sensibilità del Ministro e di questo Governo, andremo a chiedere aiuto al Governo e all'Unione Europea. Cristian, da Cassugane è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Edi, con Simone Merlo, la nostra Edi Caliman, che ha intervistato Mario Conte, che ieri, per l'appunto ieri sera, ha scritto al ministro Pichetto Fratin. Restiamo anche noi in attesa di risposta da parte del ministro. La questione è seria, tra poco ci collegheremo con un'altra città del Veneto che è attanagliata dallo smog, la città di Padova, dove per noi ci sarà Federico Fusetti con il presidente di Legambiente. Qualità dell'aria significa anche qualità del respiro, ci sono degli innegabili temi sanitari. Tra l'altro abbiamo ancora dei collegamenti aperti, c'è quello con il nostro Lucio Zanato che sta andando appunto a Riese Pio X per questo incidente gravissimo sul lavoro. Noi ritorniamo per un attimo alla cronaca. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato più volte dell'atto vandalico, quasi un'intimidazione che ha interessato il municipio di Cadoneghe, quindi ritorniamo nel Padovano. Per quei fatti e per quelle minacce rivolte al sindaco Schiesaro sono state presentate 2 denunce. Sono 2 le denunce contro la donna responsabile degli imbrattamenti e degli atti vandalici a Cadoneghe, subito dopo gli attacchi di sabato notte, quando era stato dato alle fiamme un'isola ecologica in via Leopardi, era stata presentata una denuncia. Una seconda querela è stata presentata ai carabinieri dopo i vandalismi della domenica, quando è stato imbrattato con scritte minacciose la sagoma del Leone di San Marco sotto la sede comunale ed è stata danneggiata la centralina del municipio, lasciandolo senza luce e riscaldamento. Ho sporto denuncia per interruzione di pubblico servizio, ha detto il sindaco Marco Schiesaro. Sono tornato ieri a denunciarla per il danneggiamento a beni pubblici come mio dovere.
La donna, denunciata, che ha rivendicato il tutto con un messaggio audio in una chat del comune di Cadoneghe, è stata anche ripresa dalle telecamere di sorveglianza. La vicenda è legata allo sgombero di alcuni insediamenti abusivi nel comune alle porte di Padova, partito 1 anno e mezzo fa. Allora, mi dicono dalla regia, scusate, dimmi tutto, Tony? No, non ci sono. Ok. Allora, questo era il servizio che riguardava i fatti che vi abbiamo raccontato più volte. Rimaniamo a Padova, nel Padovano, per raccontarvi di un'importante operazione antidroga, mezzo chilo di droga sequestrata dai carabinieri di Padova in 2 operazioni contro lo spaccio. I carabinieri di Padova lo avevano notato da tempo. Si tratta di un 30enne tunisino disoccupato e senza fissa dimora, con precedenti legati alla droga. L'uomo è stato pedinato per più giorni, notando che fosse solito sostare nelle vicinanze dell'Ikea in zona Padova Est, sotto il ponte Darwin. A seguito di un controllo, l'uomo ha gettato un involucro nella sterpaglia ed è stato visto portare qualcosa alla bocca. L'uomo ha subito negato di aver ingoiato qualcosa, ma quando è stato portato in caserma per essere controllato ha rigettato 7 involucri da 14 grammi di eroina. Gli uomini dell'arma hanno anche recuperato l'involucro gettato, dove erano contenuti quasi 4 etti di eroina. Il 30enne è stato arrestato. I carabinieri di Selvazzano, inoltre, hanno sequestrato ad un 29enne albanese, già ai domiciliari per reati di droga, più di 1 etto di cocaina nascosta in un vano sotto il volante della sua auto. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere. Allora, qualche istante ancora e vi mostreremo quello che sta accadendo a Riese Pio X, questo tragico incidente sul lavoro. Parlo di tragico incidente sul lavoro perché è morto l'uomo di cui vi ho parlato poc'anzi, non ce l'ha fatta, quindi un incidente sul lavoro con esito letale. Questa mattina per l'appunto a Riese Pio X, in via K. Miane, nell'azienda florovivaistica Baggio Alessio. Qui si sta recando il nostro Lucio Zanato, ma non so se abbiamo già le immagini in presa diretta. Sono queste, ecco, le stiamo trasmettendo in diretta. Sono le immagini che arrivano da Riese Pio X. Siamo in via K. Miane, nell'azienda florovivaistica Baggio. Un operaio di circa 60 anni, non so se mi sente Lucio, non penso, ma in caso ci collegheremo fra pochissimo, per cause che sono in corso di accertamento, è stato travolto e ucciso da un muletto che lo ha schiacciato. Medico e infermieri del SUEM 118 sono intervenuti sul posto, li vedete, e hanno tentato disperatamente di rianimare l'uomo, purtroppo inutilmente. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto, i carabinieri della stazione di Riese Pio X. Le indagini sono in corso da parte del nucleo Spisal dell'ULS 2. La Procura di Treviso aprirà senza dubbio un fascicolo d'inchiesta. Si tratta del primo incidente mortale sul lavoro di questo 2024. Tra l'altro soltanto ieri sera vi avevamo dato conto di quel cittadino longaronese di 65 anni morto sul lavoro in Piemonte, con i sindacati che sono già usciti e che appunto parlano di una piaga senza fine. A parlare ieri sera era stato il segretario generale della CISL di Belluno Treviso, Massimiliano Paglini. Queste le immagini quindi del nostro Lucio Zanato, con il quale tenteremo di collegarci fra pochissimo. È chiaro che di incidenti sul lavoro si continua a morire, una strage senza fine che continuiamo a raccontarvi. Tra l'altro solo la scorsa settimana in tribunale a Treviso la vicenda di Mattia Battistetti, il ragazzo morto in un cantiere a Montebelluna nel 2019.
21, un processo che è in corso di svolgimento e attorno al quale si è sviluppato anche un movimento proprio per sensibilizzare sui temi della sicurezza sul luogo del lavoro. Tra l'altro ne parleremo nel corso di questa edizione anche con la CGIL, che sarà nostra ospite verso le 13:30, non possiamo non farlo. Torneremo a collegarci con Lucio Zanato, ma lo vedo pronto. Ritorniamo su uno dei temi di attualità del momento, lo smog che non lascia scampo al Veneto, tante le città avvolte dallo smog, dalla nebbia. Facciamo il punto su Padova con Federico Fusetti e Cristian Roque Alende. Buongiorno Federico. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, facciamo pure un punto regionale, anche perché in realtà possiamo parlare di una situazione simile in tutta la nostra regione, con città che continuano ad entrare nella lista dei comuni rossi, tra virgolette, cioè quelli in cui davvero il numero di giorni consecutivi di sforamento del limite di legge per le polveri sottili continuano ad aumentare. L'ultimo, parlando sì della provincia di Padova, in ordine di tempo è l'ingresso di Cittadella, ma quasi tutte le altre città sono in zona o rossa o arancione, tranne si salvano davvero credo 4 località, tra cui Bassano, Belluno, Feltre. Dicevo un punto regionale perché siamo con Luigi Lazzaro, che è presidente regionale di Legambiente, e al quale chiedo se dobbiamo essere preoccupati e soprattutto esserlo anche per la nostra salute. Sì, buongiorno a tutti. Dobbiamo essere preoccupati, sì, perché i livelli che vediamo in questi giorni in tutta l'area di pianura, diciamo sotto la pedemontana della nostra regione, sono dati che ci devono preoccupare, perché sono più del doppio del limite consentito, diciamo, dalla legge per garantire la qualità della vita e la salute di tutti noi. Quindi è evidente che in questa fase di emergenza dobbiamo essere reattivi nel prendere le precauzioni adeguate, ma dobbiamo anche essere consapevoli che non è possibile procedere in queste condizioni, perdurare di queste condizioni, e far mettere in campo alla politica, quindi ai vari livelli amministrativi, non c'è solo il sindaco, c'è anche la regione, ma c'è soprattutto il governo, quegli strumenti che servono in qualche modo a cambiare alcuni modelli, da quelli produttivi industriali a quelli agricoli, a quelli del riscaldamento, a quelli della mobilità. Sicuramente, Cristian, ne state parlando e ne parlerete anche oggi, vale la pena ricordare, perché è positivo che il presidente dell'Anci Veneto, cioè dell'Associazione dei Comuni, che è il sindaco di Treviso, abbia spinto per una soluzione condivisa che deve arrivare in breve, che dovrebbe arrivare in breve, e quindi ha fatto un appello anche al Ministero, poi ripeto ne parlerete, e questo è sicuramente positivo. Voi però cosa proponete in concreto? Perché esperienza ne avete, quindi magari al di là delle ideologie bisogna andare sul pratico. Sì, assolutamente. Intanto è un'ottima cosa che gli amministratori finalmente lavorino uniti negli agglomerati urbani e con la regione per trovare soluzioni. E sono un po' di anni che queste soluzioni vediamo il tentativo di metterle in campo. Purtroppo non c'è omogeneità, e invece noi chiediamo che ci sia un'omogeneità maggiore, che le ordinanze sindacali messe in campo dai comuni siano sempre più omogenee, che prevedano le stesse limitazioni e non deroghe a seconda del sentore puntuale o dell'idea che alcuni amministratori si fanno, ma che seguono la scienza, quindi quello che poi nelle ordinanze viene riportato, e che queste ordinanze vengano applicate nel periodo di emergenza senza se e senza ma. Limitare il traffico e quindi bloccare gli autoveicoli nel periodo emergenziale, così come limitare il riscaldamento, così come vietare e impedire gli abbruciamenti all'aperto della legna in agricoltura, piuttosto che gli spandimenti dei liquami in agricoltura, e attenzionare il settore dell'allevamento, ad esempio, perché l'agricoltura, va ricordato, è uno degli altri elementi che si aggiunge in maniera importante alla produzione di inquinanti che vanno a comporre poi il particolato, il PM10, il PM2,5 che tutti conosciamo. È un elemento che contribuisce moltissimo alla qualità dell'aria. Basti solo guardare le centraline in questi giorni nelle aree rurali, che segnalano una presenza di particolato di PM10 in particolare più alta di quella che vediamo nei centri urbani, nelle città, nelle zone di traffico. Questo è un elemento di allarme che deve farci capire che non c'è qualcuno da individuare e punire come unico responsabile, non c'è l'auto, non c'è il riscaldamento domestico, non c'è l'agricoltura e basta, ma sono tutti e tre
più l'industria, questi gli elementi che vanno attenzionati, su cui bisogna intervenire non solo vietando, e questo deve essere fatto in periodo di emergenza, ma soprattutto aiutando quei settori a convertirsi, a cambiare, a fare quella transizione ecologica che stiamo cercando di intraprendere come paese, come Europa e anche come Nazioni Unite, perché va ricordato insomma, ecco, che è un percorso globale quello di essersi resi conto che il cambiamento climatico e l'inquinamento sono un problema per tutti. Quindi serve mettere in campo queste azioni, da il cambiamento della mobilità e quindi più trasporto pubblico e meno mobilità privata, a un riscaldamento che sia il più possibile fatto senza l'utilizzo di fonti fossili e quindi uscire dal gas, magari transendo con il biometano, quegli elementi diciamo, ecco, di produzione, di transizione per arrivare a garantire una transizione verso l'elettrico al 100% che venga da fonti rinnovabili. E poi ripeto, in agricoltura bisogna intervenire dando le risorse che ci sono e quindi insegnando agli agricoltori come recuperarle per coprire le vasche, ad esempio, dove vengono messe le deiezioni animali, piuttosto che gli strumenti adeguati per il corretto trattamento agronomico delle deiezioni animali e della digestione di queste deiezioni che tornano in agricoltura perché serve che tornino per dare fertilità ai terreni, ma che devono essere interrate e non lasciate all'aperto, come invece purtroppo vediamo accadere anche in questi giorni in cui è vietato, quindi fino a qualche giorno fa era vietato dalla normativa, eppure forse serve anche alzare i controlli in quei territori dove c'è attività agricola, che è quasi tutto il territorio di pianura, per fare in modo che anche l'agricoltura comprenda il suo ruolo di responsabilità verso questo problema. Prego Cristian. Grazie mille, ti devo interrompere perché appunto la cronaca incombe, comunque chiarissimo, come sempre il Presidente Lazzaro, insomma è un tema ambientale, un tema sanitario. Grazie a Federico Fusetti con Cristian Roque Alende da Padova. Dicevamo questo incidente sul lavoro, non so se abbiamo altre immagini in presa diretta, Toni, del nostro Lucio Zanato che si trova appunto a Riese Pio X, questo sessantenne che è stato travolto da un muletto. Si sono aggiornate anche le varie pagine dei quotidiani online, così l'apertura del Gazzettino.it, tragedia al vivaio, travolto da un muletto in manovra, muore sessantenne. Questo il luogo dove è accaduta la tragedia, questa ennesima tragedia sul lavoro. Così invece Treviso Today, incidente sul lavoro nel vivaio, operaio muore schiacciato da un muletto. L'episodio alle 11:20 a Riese Pio X all'interno dell'area di Baggio. L'uomo di circa 60 anni è stato soccorso dai colleghi e poi dal SUEM 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Indaga il nucleo Spisal con i carabinieri. Ecco, Lucio è sul posto, sta sentendo anche delle persone, chiaramente ci collegheremo quando il quadro sarà più chiaro, però appunto lo vedete anche voi, sono immagini che lasciano davvero poco spazio all'immaginazione, solo dolore e sconcerto per l'ennesima vittima sui luoghi di lavoro nella Marca Trevigiana e nel Veneto. Soltanto ieri sera quell'operaio 65enne di Longarone morto in Piemonte, anche lì mentre stava lavorando. E noi apriamo una pagina di cronaca giudiziaria e ritorniamo sull'omicidio di Margherita Ceschin, la donna trovata morta l'estate scorsa nel suo appartamento di Conegliano. Come sapete, per quei fatti in cella, in carcere, era finito l'ex marito Enzo Lorenzon, 79 anni, accusato di essere il mandante materiale del delitto. Ebbene, si trova agli arresti domiciliari in una casa di riposo nella Sinistra Piave. Stamattina è stato posto agli arresti domiciliari su richiesta appunto che avevo fatto, in attesa della decisione del Tribunale del riesame che dovrà decidere a seguito dell'annullamento della ordinanza di custodia cautelare da parte della Cassazione. Ho ritenuto fosse necessario e urgente presentare una richiesta di arresti domiciliari e il giudice l'ha accolta. La notizia è arrivata in tarda mattinata. Enzo Lorenzon, 79 anni, accusato di essere il mandante dell'omicidio dell'ex moglie Margherita Ceschin, è agli arresti domiciliari presso una casa di riposo nella Sinistra Piave. Le motivazioni di questa decisione riguardano le precarie condizioni di salute, spiega il legale. Evidentemente forse ha inciso anche il fatto che il procuratore generale della Cassazione, in sede di conclusioni nell'udienza appunto che abbiamo fatto nelle scorse settimane,
per Lorenzon aveva richiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale del riesame di Venezia, stante la mancanza di eccezionali esigenze cautelari, che sono quella condizione che può determinare la carcerazione di un ultrasettantenne. Rimangono in carcere il 38enne Sergio Antonio Lorenzo, accusato di essere uno degli esecutori materiali del delitto, difeso ora dall'avvocato Mauro Serpico, e il 41enne Juan Maria Guzman, ritenuto uno degli intermediari, assistito dall'avvocato Fabio Crea. Attendiamo le motivazioni della Cassazione e quindi la fissazione entro breve tempo da parte del Tribunale del riesame, che dovrà decidere sulla, a questo punto, sussistenza della tenuta indiziaria e quindi non solo sulle esigenze cautelari, e quindi confidiamo in una valutazione più ampia e ancora più favorevole. Insomma, presto, se la decisione dovesse essere favorevole agli indagati, potrebbero aprirsi le porte del carcere anche per i 2 domenicani. Ma, sottolinea l'avvocato Crea, bisogna attendere le motivazioni della Cassazione e la decisione del riesame. Intanto si attende l'estradizione dalla Spagna di uno dei 2 presunti esecutori materiali del delitto, fuggito poco dopo l'omicidio. L'altro, che si troverebbe sempre in Spagna, non sarebbe stato per ora rintracciato. Margherita Ceschin era stata trovata morta il 24 giugno scorso nella sua abitazione a Conegliano, uccisa barbaramente, senza pietà. Un delitto che aveva sconvolto la Marca e che rischia di non avere responsabili assicurati alla giustizia. E c'è un altro delitto più recente che ha scosso il Veneto, il veneziano in particolare. Ci sarebbe l'ombra dei cartelli messicani della droga sull'omicidio della giovane veneziana Pamela Codardini, madre di 2 bambini e vedova dello chef triestino Alex Bertoli, anche lui assassinato in Messico 11 anni fa. Facciamo il punto sulle indagini. Un regolamento di conti tra bande criminali legate al traffico di droga. Sarebbe questa, secondo gli inquirenti messicani, la motivazione del duplice omicidio nel centro di Ocotlán de Morelos della 35enne veneta Pamela Codardini e del suo compagno 29enne Juan Yair. La giovane, mamma di 2 bambini, si sarebbe trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il compagno, braccio destro del capo del cartello della droga dei Los Medina, era infatti con tutta probabilità il vero obiettivo dei sicari, che però non hanno voluto lasciare testimoni, freddando anche la donna che in quel momento si trovava nel negozio. Un fatto che apre nuovi interrogativi anche sull'altra tragedia che aveva colpito la donna 11 anni fa. Pamela aveva perso il marito, lo chef triestino Alex Bertoli, trucidato anche lui in Messico, poco lontano dalla pizzeria che avevano aperto da poco insieme a Mazunte. Bertoli, che prima di trasferirsi in Messico risiedeva a Capriva, fu brutalmente picchiato a colpi di bastone e poi bruciato vivo. Nonostante quel terribile episodio, la donna aveva deciso di restare a vivere in Messico. Da una successiva relazione sono poi nati 2 figli che sono stati affidati al padre dopo la separazione. Infine la storia con il nuovo compagno messicano e il tragico epilogo di una vita, quella della 35enne originaria di Favaro, scossa dalla violenza e dalla tragedia. La Farnesina ha fatto sapere alla famiglia che il corpo di Pamela Codardini è ancora in Messico in attesa del nulla osta al rimpatrio da parte delle autorità giudiziarie. Questi gli aggiornamenti sul fronte della cronaca. Mentre lo sapete siamo sul posto, siamo a Riese Pio X per questa ennesima tragedia sul lavoro. Un'ora e mezza fa ha perso la vita schiacciato da un muletto, un uomo di 60 anni, si trovava all'interno di un'azienda florovivaistica appunto della zona. Queste le prime immagini che arrivano dal nostro Lucio Zanato. Ovviamente si tratta di un momento molto delicato, sul posto lo vedete ci sono i carabinieri tecnici dello Spisal, quindi chiaramente una situazione in divenire, in evoluzione. Non appena sarà possibile ci collegheremo quindi con Lucio. Saluto e ringrazio, lo vedo collegato, il presidente della Coldiretti del Veneto. Buongiorno Presidente, il Presidente Carlo Calvanna. Presidente, noi parleremo della protesta dei trattori, parleremo di agricoltura, in questi giorni se ne parla tanto, non so se vuole darci una sua reazione di fronte a questo ennesimo incidente sul lavoro che appunto riguarda stavolta un'azienda di fatto del settore primario. Ho preso osservando il vostro notiziario della notizia, quindi
sicuramente un pensiero va alla famiglia e a tutti coloro che sono i collaboratori di quell'azienda, perché un settore come quello primario, come quello agricolo, purtroppo da tanto tempo è esposto a quello che è appunto il problema di sicurezza sul lavoro e di morti sul lavoro, ma sul quale c'è veramente tanto lavoro da fare, ma anche tanto lavoro già fatto, perché da parte delle istituzioni, ma anche da parte della nostra organizzazione come delle singole aziende, l'attenzione ormai, la sensibilità su queste tematiche è ampissima, sia nell'ambito di corsi di formazione, sia nell'attenzione alla sicurezza delle attrezzature e dei macchinari che utilizziamo, oltre che al coinvolgimento di quelli che sono tutti il personale che nelle nostre aziende viene coinvolto. Quindi questo è un ulteriore purtroppo stimolo ad alzare ancora di più l'asticella nei confronti di un tema così per noi delicato quanto importante, in quanto poi in gioco anche la vita umana. Carlo Salvan, ci ritroviamo fra pochissimo, un minuto di pubblicità e poi andremo anche a Riese Pio X con Lucio Zanato. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo mercoledì a Nord-Est segnato da una tragedia sul lavoro a Riese Pio X. Con Riese ci collegheremo fra poco, dove c'è il nostro Lucio Zanato. Vi ho già presentato e c'è già una prima reazione da parte sua, il presidente della Coldiretti del Veneto, Carlo Salvan. Buongiorno di nuovo Presidente. Noi oggi dovevamo aggiornarci sulla protesta dei trattori, che è la protesta forse più eclatante degli ultimi mesi, delle ultime settimane, e che di fatto inaugura la stagione elettorale in vista dell'Election Day dell'8 e del 9 giugno. Una protesta che sta interessando tantissime piazze in tutta Europa. Nei giorni scorsi abbiamo visto ben 600 trattori anche a Rovigo. Gli organizzatori si dicono fuori dalle associazioni di categoria, molto spesso tanti esponenti criticano apertamente anche le associazioni di categoria. Io vorrei capire da lei qual è la posizione di Coldiretti, che resta la sigla principale del mondo primario. Allora, intanto penso che sia necessario fare una premessa da dove è partito tutto questo movimento e questa attività di carattere di protesta nei confronti del mondo politico, delle istituzioni, quindi da parte del mondo agricolo. E dobbiamo fare la necessaria premessa che tutto è nato alcune settimane fa, a seguito anche di quello che è avvenuto in Francia e in Germania, dove i governi nazionali hanno dovuto decidere, per motivi contingenti ma comunque ristretti al loro ambito nazionale, importanti politiche di bilancio che hanno comportato una drastica riduzione dei finanziamenti al settore agricolo. Ne cito uno fra tutti: ad esempio il governo tedesco ha dovuto in pochissimi giorni, per una sentenza della loro Corte Costituzionale, tagliare 3 miliardi di euro al settore agricolo tedesco, tra cui anche il gasolio agricolo e una serie di agevolazioni fiscali di cui godevano i nostri colleghi tedeschi. Questo per motivi di bilancio. Da lì poi è nato anche un collegamento a quello che è invece la politica della nostra Unione Europea. Allora, la prima distinzione che mi permetto di fare è che la situazione che stanno conoscendo i nostri colleghi francesi e tedeschi, sia di carattere finanziario sia di carattere politico, è diversa da quella che abbiamo in Italia, perché oggi abbiamo il rifinanziamento nell'ultima finanziaria dell'agevolazione del gasolio agricolo, abbiamo la conferma della esenzione da determinate imposte come l'IMU e come l'IRAP, che consentono di avere comunque un atteggiamento da parte delle istituzioni nei nostri confronti di assoluto favore. Questo non vuol dire assolutamente che le cose in Italia sotto il profilo dell'attività economica vadano bene, anzi c'è stato e ci sarà sicuramente sempre tanto lavoro da fare. Questa è una precisazione che ritengo assolutamente doverosa, però penso che non ci fossero comunque le condizioni per avviare delle iniziative nei confronti del governo, in quanto si può dire che l'attenzione e la sensibilità che si ha nei nostri confronti è assolutamente ampia. Discorso diverso invece è quello che riguarda il campo europeo. Presidente, mi scusi, quindi mi pare di capire che come Coldiretti e Veneto voi non condividete la forma di questa protesta e condividete solo in parte la sostanza, è corretto? Ci sono sicuramente dei temi, delle motivazioni di carattere comune a quella che è stata anche la nostra attività, non solo recente ma anche degli ultimi anni. Ci sono invece degli argomenti e delle modalità e anche degli obiettivi, perché come sto leggendo
proprio in questi giorni anche da parte soprattutto dei movimenti che si trovano nel centro del sud Italia, dove si parla di richiesta di dimissioni del governo o di uscita dai trattati comunitari o da qualsiasi altra forma di rapporto con l'Unione Europea, penso che non sia proprio un obiettivo che dobbiamo metterci in testa da perseguire in questa fase. L'Unione Europea la dobbiamo utilizzare al meglio che si può fare, non dobbiamo denigrarla e basta, la dobbiamo utilizzare nel senso migliore possibile, quindi attraverso le forze politiche, i nostri rappresentanti istituzionali, governativi, farla diventare veramente la casa dei popoli europei e non soltanto, come purtroppo spesso accade, una fonte di burocrazia, di adempimenti e di vincoli che rendono sempre molto difficile il nostro lavoro. Tra l'altro ieri la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria, di fatto ha il bisticcio dietro front, di questo stiamo parlando. Ritireremo le nuove regole, ha detto von der Leyen, soprattutto per quanto riguarda bonus e pesticidi. La stessa Meloni ha cantato vittoria, ha detto questa è una vittoria anche italiana, lavoriamo in Europa per tracciare una strada diversa. Quindi questa retromarcia dell'Europa? Allora, da parte della Presidente della Commissione Europea sarebbe anche curioso chiederle finora dove era stata, perché se c'è stato qualcuno che ha dato un appoggio a delle politiche o delle proposte di politiche molto discutibili e molto pericolose per il nostro sistema, è stata proprio la Presidente Ursula von der Leyen, che attraverso l'allora commissario Timmermans dell'Olanda ha consentito di mettere in piedi tutta una serie di regolamenti, di direttive, di normative comunitarie che avrebbero veramente messo in seria crisi nel nostro settore. Quello che è stato registrato ieri, e ci terrei anche a fare un approfondimento perché la parola pesticidi oggi purtroppo evoca anche delle situazioni di carattere molto spiacevole sia sotto il profilo ambientale che della salute pubblica, altro non era che la proposta di un regolamento da parte della Commissione sulla riduzione tout court del 50% delle molecole utilizzate oggi in agricoltura. Stabilire un obiettivo, seppur ambizioso e nobile nel suo intento in questo modo, senza dare però un'alternativa ai nostri agricoltori di utilizzare altre molecole o altri metodi di controllo e di difesa da quelli che sono insetti, fitopatie, malattie delle piante e quant'altro, voleva dire mettere a rischio oltre il 30% della produzione agricola nazionale, perché quello che abbiamo contestato duramente l'Europa in questi anni, non in queste settimane, non in questi mesi, in questi anni, era proprio il porre degli obiettivi ideologici di carattere ambientale senza creare i percorsi per poterci arrivare. Questo quindi è il risultato che possiamo raccogliere insieme, ma anche come organizzazione, perché io ero la settimana scorsa insieme a un altro migliaio di soci di dirigenti di Coldiretti proprio in Place de Lussemburg davanti al Parlamento europeo con il nostro Presidente nazionale, dove ha avuto delle interlocuzioni con la Presidente Meloni che era presente il giorno prima, il Presidente dell'Ungheria Orban e la Presidente della Commissione proprio per spiegare questo tipo di esigenza. Ma non l'abbiamo fatto solo in quel caso, l'abbiamo fatto, come dicevo prima, negli ultimi mesi e anche negli ultimi anni. Quindi, Presidente, perché l'agricoltura oggi deve essere messa nelle condizioni di produrre. Questo è un successo delle associazioni di categoria, quindi, e non dei trattori. Se c'è questa retromarcia, lei mi sta dicendo questo, perché voi state lavorando già da tempo a questo. Allora, diciamo che sicuramente io posso quantomeno rivendicare quello che ha fatto la mia organizzazione, dopo su quello che fanno gli altri lascerò agli altri fare le proprie considerazioni. Però la Meloni penso abbia detto una cosa corretta, che quando l'Italia si fa vedere, si fa presente, si fa attiva in Europa, riesce a fare l'Italia e a portare a casa il risultato. Ecco, io penso che questa deve essere un'impostazione che ci accomuni tutti in vista anche di una campagna elettorale probabilmente molto dura e molto aspra e sulla quale non vorrei che il nostro settore venga in qualche modo strumentalizzato da una parte o dall'altra anche, perché c'è chi può essere a favore delle nostre iniziative o comunque del mondo agricolo e chi invece ritiene che siamo inquinatori o distruttori dell'ambiente e del territorio e quindi si può prestare a delle situazioni diverse. Però quello che ci tengo a dire è che sicuramente in questi mesi, in vista del voto di giugno delle europee, bisogna fare in modo che le persone che vengono indicate dai partiti, a prescindere dal loro colore, dal loro schieramento,
siano le persone migliori che abbiamo a disposizione da portare in Europa, che dopo potranno essere parlamentari, potranno essere commissari europei, potranno essere funzionari o comunque parte della burocrazia europea. Perché il nostro paese, che è un paese fondatore, fondamentale per l'Unione Europea, deve essere protagonista e non passivo nell'accettare scelte o posizioni che spesso ci ha visto assenti nei tavoli istituzionali. Noi non possiamo più permetterci questo e dobbiamo dire a tutti i nostri soci, le nostre famiglie, i nostri cittadini e consumatori che vogliamo creare un percorso nuovo di un'Unione Europea attenta al proprio mondo agricolo, all'autoapprovvigionamento, alla qualità dei nostri imprenditori e che la smetta invece di creare condizioni per la concorrenza sleale. Ma secondo lei a questo punto, con la presa di posizione della von der Leyen ieri in plenaria, la protesta dei trattori ha ancora senso di essere? Perché appunto per domani era stata annunciata la marcia, tra virgolette, su Roma, era il termine utilizzato proprio nei volantini da parte di queste organizzazioni spontanee. A questo punto? A questo punto dovrebbe qualcuno chiedersi qual è l'obiettivo che sottostà a tutte queste iniziative, perché sono convinto che a fianco delle iniziative di carattere nobile, sensato, ragionevole, con le motivazioni che fanno parte anche di tutta quella che è un'attività che Coldiretti sta portando avanti da diversi anni a questa parte. Ne cito soltanto 3 perché sono quelle che hanno in qualche modo caratterizzato diverse iniziative. Si parlava di cibo sintetico, questa è stata un'iniziativa che Coldiretti per prima e l'unica organizzazione ha portato avanti. Si è parlato di fotovoltaico, io stesso ho partecipato a manifestazioni durante il lockdown, il giorno di Pasquetta, per sensibilizzare e alzare l'attenzione su questo tipo di problema. Si parla di import sleale, di concorrenza sleale da parte di paesi terzi e extracomunitari. Allora questi sono i temi sui quali siamo assolutamente disposti a confrontarci e a ragionare insieme. Non siamo disposti invece ad essere strumentalizzati politicamente o a utilizzare la rabbia o in qualche modo la difficoltà che hanno le nostre aziende agricole in certi frangenti in questo periodo per catalizzarle e utilizzarle contro qualcuno piuttosto che contro qualcun altro. Anche se di fronte a slogan paventati come uniti si vince, spesso purtroppo invece si nascondono tutta una serie di contrapposizioni e di obiettivi ben diversi da quelle che sono le esigenze del nostro mondo agricolo, che oggi ha bisogno di essere veramente accompagnato in una fase nuova, ma come dicevo prima di protagonismo attivo, portando non soltanto i problemi, non soltanto le criticità, ma anche le proposte e l'impegno a percorrere determinati percorsi per poterli raggiungere, perché altrimenti il parlare alla pancia della popolazione è molto più difficile, è molto più facile, che parlare alla testa delle persone. Oggi invece dobbiamo riportare la ragionevolezza delle argomentazioni e crearli insieme questi percorsi che possono aiutarci ad affrontare meglio delle difficoltà. Io penso in primis al cambiamento climatico, alla gestione dell'acqua, alle nuove tecnologie genetiche che potremo avere a disposizione a breve. Ci sta dicendo che bisogna stare attenti alle strumentalizzazioni, insomma, da qualsiasi parte esse provengano in questa fase. Io la ringrazio perché siamo entrati nel dettaglio della posizione di Coldiretti e staremo quindi a vedere a questo punto le prossime mosse del mondo dei trattori. Domani è una giornata appunto decisiva per capire in quale direzione andrà la protesta. Grazie Carlo Salvan, grazie davvero, presidente della Coldiretti del Veneto. Vedo già collegato un altro imprenditore dal settore primario, ci spostiamo al settore manifatturiero artigiano con Umberto Bonaventura che è amministratore, è titolare di Steum, un'azienda tessile di Roncade. Buongiorno Bonaventura. Buongiorno a voi e grazie del collegamento. Grazie a lei per il tempo che ci mette a disposizione. Entro subito nel vivo della questione. Abbiamo parlato delle problematiche del settore primario, parliamo delle problematiche del manifatturiero, del settore produttivo, dell'artigianato. Lei sta avendo delle conseguenze dalla crisi di Suez. Ci racconti un po'? Sì, come quasi tutto il settore manifatturiero, al giorno d'oggi siamo in gran parte dipendenti da tutto quello che succede nel Far East. In particolare per quel che riguarda la nostra azienda,
Noi abbiamo delle partnership in Cina e in questo momento stiamo soffrendo ritardi nelle consegne. I container che sono già in navigazione, schedulati e programmati per consegne che sarebbero dovute essere imminenti, in realtà sono stati disguidati e i ritardi cominciano a essere dell'ordine delle 2-3 settimane. E questo cosa comporta in termini molto pratici? In termini molto pratici comporta ritardi nelle consegne, ma i nostri prodotti sono meramente stagionali, per cui consegnare la merce in ritardo, nel senso di consegnare articoli per la primavera quando l'estate è ormai partita, capisce bene che può arrivare a compromettere le vendite dei nostri clienti, questo sicuramente. Dal punto di vista delle vendite, allo stesso modo il problema è negli approvvigionamenti, perché se arrivano a noi per le cose che facciamo qui in Italia le materie prime con ritardi considerevoli, e tutto viene a cascata, si ripercuote poi lungo nelle diverse fasi del processo, ovviamente. Questa situazione rischia di cronicizzarsi, nel senso che non c'è un'immediata soluzione per la crisi di Suez, come pare non esserci un'immediata soluzione per le altre crisi aperte in Medio Oriente, Ucraina e quant'altro. È un anno che è già iniziato all'insegna dell'incertezza, o no? Il problema è proprio questo, perché in realtà se dovessimo cominciare a capire che effettivamente i tempi per i trasporti via nave si allungano, diciamo che uno si organizza diversamente e comincia a considerare dei lead time più lunghi e si organizza. Il problema cos'è? Che l'incertezza è non solo legata a questi tempi, ma anche proprio al discorso dei costi, cioè i noli dei trasporti stanno veramente esplodendo, cioè si parla di aumenti dell'ordine del 20% quasi settimanale, per cui fare previsioni in termini di formulazione di listini diventa assolutamente problematico. Non siamo ancora ai livelli di 2 anni fa, cioè nel 2022 c'erano ben altri prezzi, però quello che sembrava essersi un pochino stabilizzato adesso sta ripartendo, e ripeto, noi che lavoriamo con un orizzonte temporale piuttosto lungo è un serio problema. Senta Bonaventura, in tanti dicono contro queste crisi, o l'unico modo che abbiamo per far fronte a queste crisi geopolitiche è accorciare le filiere, accorciare le catene di approvvigionamento, che sembra una bella espressione sicuramente, ma poi all'atto pratico. L'atto pratico è difficile, noi non produciamo cotone, per cui per restare banali, le materie prime, i filati, i tessuti comunque provengono da mercati diversi e comunque anche dal punto di vista le aziende che esportano direttamente, cioè esportare a questo punto verso est, Far East ovviamente, diventa un problema, cioè è tutto compromesso, non è una cosa così. Perché ripeto, è a cascata, i nostri fornitori comunque si approvvigionano nel mercato, è un mercato globale, cioè non è pensabile diversamente. Certo, si potrebbe cercare di accorciare le catene, ma può il mercato assorbire le differenze di costo che sicuramente ci sono nel produrre la roba qui, utilizzando anche diverse materie prime? Per noi siamo ben disposti, ma bisogna capire se il mercato è pronto. Questo è un bel interrogativo, sono cose che non si fanno dall'oggi al domani, non si accorcia una filiera nel tempo di un amen. La sua priorità, se lei potesse da imprenditore artigiano della provincia di Treviso, dare una priorità al governo o alle istituzioni comunitarie, quale sarebbe? Che ne so, sostegno agli investimenti, che cosa? No, sostegno, fare in maniera che il mercato nel senso il mercato, le persone, i consumatori possano avere una capacità di spesa diversa. Cioè siamo arrivati al punto che appunto la spesa dell'alimentazione, del vestiario è marginale rispetto a altre spese.
non c'è reddito a sufficienza perché i consumatori possano avere la possibilità di scegliere liberamente sulla base di altri criteri che non sia meramente quello economico. Quindi sostenere il mercato interno sostanzialmente, certo. Questo è il fatto che poi riguarda da vicino le aziende tessili. Molto interessante la sua testimonianza, signor Bonaventura. Io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a Umberto Bonaventura, titolare di un'azienda tessile a Roncade, che ci ha parlato di questo inizio d'anno, insomma, per il settore manifatturiero produttivo. Ve lo dicevo, Lucio Zanato, vi abbiamo mostrato le immagini, si trova a Riese Pio X per questa ennesima tragedia sul lavoro. Lucio, a te la linea. Sì, buongiorno, se si può definire buongiorno quando c'è un morto sul lavoro. Dicevo appunto ci troviamo a Vallà di Riese Pio X in via Camiane, qui alle mie spalle l'azienda florovivaistica e all'interno dell'azienda c'è stato il trasporto da parte di un fornitore di Borgorico di un carico di torba proprio per l'azienda florovivaistica. Una operazione come è capitato di fare tantissime altre volte per l'autista, non abbiamo ancora la certezza del nome per cui possiamo solo darvi l'età, pare 74 anni e appunto è arrivato qui con il camion, ha proceduto con un muletto che si era portato a scaricare il contenuto, cioè i pellet di torba. Alla fine dell'operazione verso le 11, come ha fatto 1000 altre volte, ha preso il muletto, l'ha imbragato al braccio del camion e ha fatto per alzarlo. Evidentemente una delle cinghie di sostegno ha ceduto a un certo punto e purtroppo il muletto gli è finito addosso, l'ha schiacciato. Quello che vedete alle mie spalle è il luogo, vedete la partenza dei pompieri giunti subito sul posto, come del resto il SUEME e le forze dell'ordine, i carabinieri, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono stati allertati anche i vicini che hanno cercato in qualche maniera di alzare il muletto perché è pesantissimo, ma purtroppo l'uomo è spirato, proprio schiacciato da questo mezzo. Ennesimo incidente sul lavoro, in questo momento il personale dello Spisal e i vigili del fuoco stanno provvedendo allo spostamento del muletto per poi permettere il recupero della salma. Ennesimo, dicevo, incidente sul lavoro, anche una tragica fatalità perché oggi non doveva essere qui appunto l'anziano titolare o cotitolare di questa azienda, adesso verificheremo meglio, di Borgorico, ma doveva essere il figlio. Il figlio invece è stato direzionato da un'altra parte, è venuto il padre e qui purtroppo ha trovato la morte. A te la linea. Grazie Lucio Zanato per tutti questi aggiornamenti, grazie anche per le immagini che appunto vi abbiamo trasmesso non appena ricevuta la notizia, non appena arrivati sul posto. Quindi l'ennesimo davvero incidente che dobbiamo raccontarvi sui luoghi di lavoro. Tra l'altro ne parleremo anche con la CGIL in straordinaria A3 a seguire subito dopo questa prima edizione. Facciamo così, abbiamo ancora delle notizie, ci sono ancora dei fatti da raccontarvi, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per aggiornarvi sui fatti che stanno segnando questo mercoledì a nord-est su tutti l'incidente sul lavoro che si è registrato a Riese Pio X. Poco fa ci siamo collegati con Lucio Zanato, quest'uomo morto schiacciato da un muletto. È successo poco prima di mezzogiorno, sul posto ci sono ancora gli uomini dello Spisal e i carabinieri. Ovviamente ci ritorneremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali, ma rimaniamo sui temi del lavoro, dell'impresa. Prima ne abbiamo parlato con il presidente della Coldiretti del Veneto, anche guardando alla protesta dei trattori, poi con un imprenditore artigiano di Roncade che ha delle problematiche legate proprio alla catena di approvvigionamento con la crisi al canale di Suez. E poi appunto ci sono i temi di cronaca sindacale. Questo ci porta a Santa Maria di Sala, dove c'è preoccupazione alla Nara Camice. Probabilmente chiudiamo a brevissimo e dopo 35 anni di lavoro siamo a casa.
Per i 24 dipendenti la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. L'azienda che produce camicie con lo storico marchio Nara ha deciso di chiudere il sito produttivo di Santa Maria di Sala e subito è scattata la protesta dei sindacati che hanno manifestato insieme ai lavoratori prima davanti alla sede della CGIL e della CISL di Mestre e poi davanti agli uffici regionali di Veneto Lavoro, dove i rappresentanti hanno incontrato l'azienda. E noi avevamo da subito evidenziato che secondo il nostro punto di vista l'azienda aveva intenzione di uscire da Santa Maria di Sala. Loro ci avevano sempre confortato dicendoci che invece questo non era e purtroppo invece oggi siamo di fronte a una chiusura che lascia a casa 20 persone e più altre 3. Abbiamo fatto molte proposte per provare a trovare delle soluzioni che potevano essere anche un lavoro a distanza, insomma oggi si fanno accordi del genere. Abbiamo chiesto quali erano le condizioni poi di eventuali proposte su altre sedi, quindi speravamo insomma che oggi l'azienda venisse con qualcosa di più concreto. Con la mediazione della Regione l'azienda ha proposto di incontrare individualmente i dipendenti nei prossimi giorni per discutere le prospettive future, compreso un possibile trasferimento in altre sedi come Milano. Quindi è in programma un nuovo incontro azienda-sindacati e poi azienda-sindacati Veneto Lavoro. Siamo appena all'inizio. Non abbiamo visto molta apertura da parte dell'azienda, però vedo che c'è un gruppo molto unito di lavoratori e di lavoratrici e quindi penso che questa unione ci farà molto bene, ci darà forza per andare avanti e portare a casa il meglio. Le prospettive insomma preoccupano i dipendenti, mentre i sindacati chiedono la cassa integrazione straordinaria per i mesi che serviranno a trovare una soluzione definitiva che non impoverisca il territorio veneziano. Questa è la voce dei lavoratori di Nara Camicia Santa Maria di Sala, c'è poi la voce degli imprenditori preoccupati soprattutto per la frenata degli investimenti e proprio questa frenata è stata rilevata dal primo focus del 2024 della CNA del Veneto. Le nostre previsioni per il 2024 sono confermate dal focus dei 10 indicatori. Abbiamo una crescita del PIL dello 0,7% e un arretramento per quanto riguarda la crescita dei consumi e degli investimenti. Dopo un paio d'anni di crescita impetuosa, nel 2024 gli investimenti in Veneto sono destinati ad una brusca frenata. Il primo focus dell'anno dell'Osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto conferma un'economia in stallo. Banca d'Italia punta il dito contro le condizioni più rigide di accesso al credito, l'esaurirsi degli incentivi in edilizia e il rialzo dei costi di finanziamento, ma c'è anche dell'altro. L'inflazione è scesa ma è cresciuta negli ultimi 2 anni del 14,4%, pesa sulle famiglie e pesa sugli investimenti delle imprese. C'è un calo strutturale del numero delle imprese e soprattutto delle imprese artigiane che o si trasformano e crescono oppure chiudono per sopraggiunti limiti di età e da questo punto di vista dobbiamo lavorare per far incentivare l'imprenditoria giovanile e la propensione all'imprenditorialità. Negli ultimi 4 anni il Veneto ha perso quasi 8.300 imprese, 4.800 solamente tra le imprese artigiane, in particolare quelle legate al manufatturiero e all'edilizia. I problemi per la nostra economia, comunque, arrivano anche e soprattutto da oltreconfine, dove i vari scenari di crisi hanno aperto una situazione di profonda incertezza. Lo scenario internazionale sta pesando in maniera importante, la situazione del canale di Suez, le crisi della geopolitica poi abbattono anche sulle piccole e sulle microimprese ed è per questo che va fatta un'azione, un colpo di reni importante per sostenere il nostro Made in Italy e sostenere anche una ricollocazione del Veneto sullo scenario internazionale. Siamo alle battute conclusive, una rapida scorsa anche ai quotidiani online, così il Corriere delle Alpi, quotidiano del Bellunese, la Procura di Belluno avvia un'indagine sulla demolizione della pista da bob a Cortina, il fascicolo aperto dopo un esposto ambientalista senza indagati per verificare la regolarità dei lavori. Il nodo è l'esistenza o meno di un vincolo paesaggistico sul vecchio impianto. Insomma, sapete quanto sia
sia caldo questo dossier in provincia di Belluno e non solo a Belluno, perché riguarda ovviamente da vicino l'evento delle Olimpiadi del 2026. Il Gazzettino.it ovviamente apre con la tragedia al vivaio, travolto da un muletto in manovra, muore un 60enne. Ci siamo collegati poco fa appunto con il nostro Lucio Zanato, l'ennesimo incidente sul lavoro. Di questo tra l'altro torneremo a parlare fra pochissimo in straordinaria a 3 ospiti i rappresentanti della CGIL, della Camera del Lavoro trevigiana. Non possiamo non partire appunto da questa piaga degli incidenti sul lavoro e poi il focus sulle pensioni, tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il 2024 e sono davvero tanti, non tutti buoni, questo va detto, quindi restate con noi perché poi appunto entreremo nel vivo di una questione che interessa davvero tanti. Allora, alle 18:30 poi rientriamo con il TG del Veneto, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Io ringrazio dalla regia Tony Esposito e Alessandro Granziera. Ci rivediamo qui subito dopo il meteo per l'approfondimento sui temi del lavoro. A fra poco. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Anticiclone non più così saldo, la pressione atmosferica infatti cede sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 7 febbraio. Sul Veneto il cielo risulterà piuttosto coperto. Al mattino non si escludono locali pioviggini, in pianura in genere di debole intensità, locali nebbie dopo il tramonto. Temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 8 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui inizialmente possibili piovaschi, specie sulle zone costiere. Il cielo si manterrà grigio ovunque. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza maggiore tra sole e nubi con qualche addensamento in serata. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sui 10-12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.